Olimpiadi invernali, il CONI ha portato oggi a Losanna solo la candidatura Milano-Cortina, ma Malagò lascia ancora aperto uno spiraglio. Il CIO ufficializzerà la candidatura ad ottobre. Luca Zaia rivolge un ultimo appello a Torino ed auspica che anche il governo riveda la posizione e collabori per finanziare i giochi, ma il Movimento 5 Stelle gela le speranze: se Cortina e Milano vogliono i giochi, se li paghino. Con l'auto contro un muro di cemento, forse per un malore gravissimo, noto sacerdote trevigiano, lo schianto in Noalese ai piedi del cavalcavia di San Giuseppe. Ha prima minacciato di far esplodere la casa dei suoi genitori, poi ha razziato la villetta, nello zaino un macete, arrestato dalla polizia, un 45enne. Il ponte di Vidorva restaurato, interviene anche il governatore sulla diatriba tra provincia e ministero, mentre l'associazione Nuovo Ponte incalza su una revisione complessiva della viabilità. Portava fuori ogni giorno un po' di rame in uno zaino, ha rubato oltre un quintale di metallo, 40enne di Vedelago, arrestato dai carabinieri. Appuntamento con lo sport e la programmazione di Antenna 3 anche stasera. La nostra prima serata sarà dedicata al grande calcio della Champions League. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. In primo piano ancora le Olimpiadi invernali, con il CONI che ha portato oggi a Losanna solo la candidatura Milano-Cortina. Malagò lascia però ancora aperto uno spiraglio, come il governatore Luca Zaia, che rivolge un ultimo appello a Torino ed auspica anche che il governo riveda la posizione e collabori per finanziare i giochi, ma è il Movimento 5 Stelle a gelare le speranze: se Cortina e Milano vogliono i giochi, se li paghino. Sentiamo. Dopo la bufera si va avanti, malgrado tutto. È una candidatura a due, Milano e Cortina, quella che il CONI ha portato oggi a Losanna in rappresentanza dell'Italia per le Olimpiadi invernali del 2026, dopo che Torino si è sfilata rifiutando di partecipare alla partita a tre. Imboscata, manovra politica per recuperare i fondi destinati ai giochi e dirottarli magari sul reddito di cittadinanza. Tant'è. Per quanto riguarda lo Stato e il governo abbiamo fatto le cose in modo coscienzioso, serio e su un principio di lealtà, quindi non abbiamo rimpianti, nel senso che abbiamo fatto tutto il massimo possibile, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Il Movimento 5 Stelle si smarca, scagionando dalla responsabilità del fallimento della candidatura a tre la sindaca di Torino, Chiara Appendino, e puntando il dito contro il sindaco di Milano, Sala. Nel frattempo il presidente del Comitato Olimpico Giovanni Malagò lascia aperto uno spiraglio e confida nei tempi supplementari. Un appello alla sindaca di Torino arriva anche dal governatore del Veneto, Zaia. Io sono un inguaribile ottimista, penso che la soluzione del tridente sia ancora oggi la migliore. Invito tutti a ripensarci, anche perché abbiamo chiuso un bel dossier e ovviamente a livello internazionale hanno già riconosciuto la possibilità di far firmare i tre sindaci, cosa unica. Ma da Torino la sindaca gela ogni speranza. L'errore di fondo è stato provare a costruire una candidatura a tre, dice, e a gelare ulteriormente le speranze ci pensano i capogruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato in una nota: se Milano e Cortina vogliono farle dovranno trovare da sole le risorse, riprendendo quanto affermato ieri da Di Maio. Sono tanti soldi, perché sono 600 milioni che devono trovare le eventuali due candidate, cioè Milano con Cortina. Ma dall'altro voglio anche ricordare che se non si fanno le Olimpiadi si perdono 980 milioni di euro, che sono esattamente i finanziamenti del CIO. Per cui direi che dobbiamo fare le Olimpiadi, e poi invito ovviamente il CONI a sostenerci e anche il governo a rivedere questa posizione. Io dico che abbiamo modo di pianificare un intervento in 8 anni, abbiamo modo di parlare con gli interlocutori territoriali, con i grandi sponsor, insomma, tipo modello Expo. Abbiamo visto che comunque si può fare aggregazione. Del resto noi abbiamo un dossier e una proposta di gare che è unica. Vi ricordo che nel nostro dossier a tre Cortina porta a casa tutto lo sci alpino, il bob, lo skeleton e lo slittino, che vuol dire visibilità internazionale. Sono trascorsi 2 anni dalla tragedia del Piper, decollato da Treviso, precipitato in Kosovo, nel quale insieme ad altre 5 persone perse la vita anche una giovane mestrina, Ilaria Berti. L'inchiesta è ferma e i suoi genitori chiedono verità. Sentiamo. Davanti a un televisore che mi dice che mia figlia è morta, nome e cognome, io credevo morire quel giorno lì, e che da quel giorno la mia vita è completamente cambiata.
Adesso qui ci troviamo nella cameretta di Ilaria, vediamo le sue foto, i suoi oggetti personali, il suo comodino, il foulard e poi c'è una candela, la luce eterna per Ilaria. Infatti Ilaria è qui, è dentro quell'urna. Ilaria lì, sono le ceneri. Sono trascorsi 2 anni dalla tragica scomparsa di Ilaria Berti, 43 anni di Mestre, morta nello schianto del Piper, decollato da Treviso a settembre del 2016 diretto verso Pristina, in Kosovo. Sul Piper con Ilaria c'erano Francesco Montagnier, 59 anni, presidente dell'Associazione Dilettantistica Aeroclub Treviso. Era lui a pilotare il velivolo, un pilota esperto, come anche il vicepresidente dello stesso Aeroclub, Dario Bastasin, 62 anni, imprenditore, e poi Luca Dalle Mulle, responsabile amministrativo dell'Aeroclub, tutti e 3 trevigiani, con loro anche Angelo Callegari e Visar De Gai, kosovaro con cittadinanza italiana. Ha anche parlato col governatore, insomma, cercato di poter andare di là, non ti lasciano passare Nel Kosovo per vedere e fare le nostre indagini, come dovrebbe essere sempre, no? Per legge mi sembra che tutti lo possono fare. Perché ancora voi non sapete qual è stata l'esatta dinamica. E questa è la cosa più importante, perché io non me la immagino mai, che ne so, se è scoppiato in alto l'aereo, se è sceso giù e poi si è sfrantumato giù, cioè non posso immaginare quel momento lì. Io ci tengo a saperlo, perché lei la conoscevo, era molto forte anche nel male. Verità ancora nascoste e indagini ferme che reclamano giustizia anche per Ilaria, sorriso allegro e spensierato da ballerina di tango argentino, cuore grande e generoso, da volontaria della Fondazione Abio, trascorreva molto del suo tempo con i bimbi del reparto pediatrico dell'ospedale dell'Angelo. Io spero che anche voi, che siete una televisione importante, vi ricordate magari una volta all'anno, in occasione della ricorrenza annuale. Noi facciamo ogni mese una messa il giorno 6 di tutti i mesi per ricordare che c'è gente che viene, amiche che vengono da Venezia, questo mi rincuora e mi alleggerisce di quel peso che però mi porto dietro in una maniera faticosa. Ed ora vediamo insieme le drammatiche immagini dell'incidente accaduto nel pomeriggio lungo la Noalese all'altezza del quartiere trevigiano di San Giuseppe. Probabilmente per un improvviso malore il conducente di un'auto con a bordo altre 4 persone ha perso il controllo della vettura che si è andata a schiantare contro un muretto a pochi metri dall'ingresso di un negozio. Solo poi si è scoperto che al volante c'era Don Giovanni Gatto, il sacerdote montebellunese trasferito tempo fa a Tempera vicino all'Aquila, che ha raccontato in passato di essere stato minacciato dalla mafia e che lo scorso inverno era stato trovato svenuto in casa in circostanze non del tutto chiarite. Il sacerdote, 43 anni, è ora ricoverato all'ospedale Cafoncello di Treviso in condizioni molto gravi. Ha prima minacciato di far esplodere la casa dei suoi genitori, poi ha razziato la villetta. Nello zaino un macete, arrestato dalla polizia un 45enne rabbioso contro l'ex fidanzata. Sentiamo. Lasciato dalla fidanzata non è stato capace di farsene una ragione e anzi ieri sera ha minacciato di far saltare con il gas la casa del padre della donna, che ha chiamato la polizia poco prima delle 21 raccontando che il suo ex, un 45enne di origini campane con diversi precedenti tra cui lesioni, maltrattamenti e minacce, le aveva sottratto le chiavi di casa dei genitori e in un messaggio WhatsApp le diceva di voler aprire il gas e far esplodere l'edificio in zona Borgo Cavalli a Treviso. In casa l'individuo non c'era, gli agenti delle volanti lo hanno trovato poco dopo nascosto tra le auto in sosta. Nello zaino attrezzi da scasso, ma non solo, la casa del padre di lei l'aveva appena razziata, rubando una carta di credito e oggetti di valore, con sé anche un macete di 30 centimetri. Elemento questo che, insieme all'aggressività che ha continuato a dimostrare una volta portato in questura, ha indotto la polizia ad arrestarlo e ad accompagnarlo in ospedale per medicare le conseguenze degli atti autolesionistici che nel frattempo aveva compiuto.
Continua a far discutere il caso dei giovani che si sono tuffati nudi nel canale dei Buranelli, sono stati individuati, il sindaco vuole dare loro una possibilità di evitare la denuncia magari facendo dei lavori di volontariato. La città invece è divisa tra perdono e pena esemplare, sentiamo. Treviso è divisa sulla decisione da prendere sul caso dei ragazzi responsabili della bravata di inizio settembre, quando le telecamere comunali hanno immortalato ai Buranelli il tuffo in acqua di un ragazzo completamente nudo, sotto gli occhi divertiti dei 3 amici con cui aveva trascorso la serata. In tanti avevano invocato una punizione esemplare per quello sfregio alla città, ma non sono tutti a pensarla così. No, secondo me un po' di punizione ci vorrebbe. Un lavoro intorno che si fa tipo pulizie e robe così, anche pulire le robe in fume che le persone buttano, plastica. Evitando la denuncia, la pena esemplare, la multa? Sì, penso di sì. Un po' di lavoro, non uccide nessuno, vero? Qualche pazzia a volte da giovani la fanno, no? Bisogna perdonarli, dai. Allora ha ragione il sindaco, magari gli si deve andare incontro. Ma il sindaco fa bene ad andare incontro, sono giovani, i giovani si va sempre incontro perché i giovani non rappresentano un problema, i giovani sono la speranza. Nel frattempo il sindaco Mario Conte non cambia idea ed auspica che da parte di quei ragazzi, a quanto pare già individuati dalle forze dell'ordine, ci sia un gesto di pentimento prima che i vigili bussino alla loro porta per dare loro la possibilità di evitare conseguenze penali. Essendo atti osceni in luogo pubblico rischiano addirittura una sanzione di 5.000 euro, quindi io credo che sia importante per loro presentarsi al comando della Polizia Municipale e insieme capire quali sono le soluzioni migliori. L'obiettivo nostro non è certo quello di far cassa, ma far capire che atteggiamenti come questi non possono essere tollerati e magari insieme potremo trovare una soluzione anche per creare un percorso alternativo alla sanzione. Il ponte di Vidoro ora va restaurato, non si discute, anche il governatore Zaia interviene sulla diatriba tra provincia e ministero, mentre l'associazione Nuovo Ponte di Vidoro torna ad incalzare su una revisione complessiva della viabilità dell'area. Sentiamo. Ponte di Vidor, dopo che il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato alla provincia che deve arrangiarsi con fondi propri a metterlo in sicurezza, e la replica in cirillico del presidente Marcon che non sa più in che lingua spiegare il problema, si mobilitano i consigli comunali del comprensorio per chiedere con un'apposita delibera la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, imprescindibile, come ribadisce oggi anche il governatore Zaia. Io ho parlato in più occasioni con ANAS, l'assessore De Berti sta seguendo la partita anche in queste ore, è a Roma. Ho scritto ad ANAS per avviare una campagna di monitoraggi proprio a sostegno dell'istanza del Presidente Marcon della provincia, una campagna di monitoraggi con dei sensori. Io penso che quel ponte è un ponte, ma non è solo un ponte, è un'opera monumentale, un monumento nazionale pari del Colosseo e di altre realtà, debba essere restaurato. L'associazione Nuovo Ponte di Vidor, presieduta dall'esponente PD Anna Spinnato, dà un altro ordine di priorità. Io credo che sia prioritario costruire il nuovo ponte di Vidor prima di mettere mano alla chiusura di quello vecchio, insomma, perché ci sono dei nodi importanti da sciogliere e perché con il nuovo ponte tutti i problemi verrebbero risolti. Io dico che è necessario non litigare più tra istituzioni. Da qui l'idea lanciata dall'associazione al sindaco di Vidor Albino Cordiali di convocare un tavolo di confronto tra interlocutori che oggi sembrano distanti, provincia, regione e ministero. Va da sé che la spesa di 52 milioni di euro necessaria per risolvere l'intero problema viario di quella fascia di territorio strategica per la Marca e il Veneto, trovandosi nel cuore delle colline del Prosecco, non può sobbarcarsela solo l'ente di Sant'Artemio. Anche Roma deve fare la sua parte. Sono sicura, conclude Spinnato, che alla fine con il dialogo e la collaborazione riusciremo finalmente a raggiungere l'obiettivo della realizzazione del nuovo ponte, proprio perché è una necessità reale e urgente e i cittadini non possono più aspettare. La cronaca dalla provincia, ora Nuora alla sbarra a Castelfranco Veneto per avere dilapidato il capitale della suocera novantenne.
Ridotta sul lastrico a 90 anni dalla nuora, tanto da dover ricorrere ai servizi sociali del comune di Castelfranco Veneto per chiedere pasti gratuiti così da poter almeno mangiare. Responsabile, secondo la Procura della Repubblica, la nuora, o meglio la compagna 59enne del figlio, morto all'età di 64 anni nel 2011. Da quel momento la donna avrebbe via via svuotato il patrimonio della pensionata che da benestante si è ritrovata povera. I fatti sono proseguiti fino alla morte dell'anziana nel 2016, ultimi anni resi più complicati dalla demenza senile e dal comportamento della nuora che ora è finita sul banco degli imputati in 2 distinti processi, con le pesanti accuse di circonvenzione di incapace, appropriazione indebita e ricettazione. La 59enne è finita sotto indagine anche per presunti maltrattamenti sulla base degli elementi forniti dalle operatrici dei servizi sociali e dalla nipote della novantenne. L'anziana aveva nominato erede universale in 3 distinti testamenti redatti in meno di un anno proprio la nuora, da qui lo scontro anche in sede civile per l'annullamento e la restituzione delle somme sottratte. A Vedelago ora furto di rame in un'azienda, i carabinieri arrestano un dipendente infedele. Ad insospettire i titolari quegli strani ammanchi di rotoli di rame all'interno dell'azienda, la ZS di Vedelago. Così si sono rivolti ai carabinieri che in breve sono riusciti ad incastrare con le mani nel sacco un dipendente della stessa azienda. L'uomo, 43 anni, di Vedelago, con piccoli precedenti, è stato bloccato all'uscita della fabbrica ieri sera a fine turno, sulle spalle un voluminoso zaino. I sospetti dei militari hanno trovato conferma poco dopo. Nello zaino c'erano infatti 4 kg di rame. Nella casa del 43enne i carabinieri hanno poi trovato altri 11 kg del metallo, con ogni probabilità pronti per essere rivenduti dal dipendente infedele. Complessivamente dall'azienda sarebbero spariti ben 150 kg di rame. Il 43enne è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato e posto ai domiciliari. Oltre ai risvolti giudiziari, ora dovrà affrontare anche tutte le conseguenze del suo gesto sul posto di lavoro. Linea alla pubblicità ora, ci vediamo tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Il lavoratore si sente male alla portineria della Benetton di Castrette, il sindacato accusa, stremato dai ritmi di lavoro. A luglio aveva svolto 200 ore di lavoro e da tempo con i colleghi ripeteva di non riuscire più a reggere quei ritmi, finché lunedì notte l'uomo, portiere allo stabilimento Benetton di Castrette, non si è sentito male poco dopo mezzanotte, presumibilmente un attacco ischemico che poteva avere conseguenze ancor più gravi di quelle che ha avuto senza il tempestivo intervento del personale del SUEM 118, allertato dai 2 colleghi che fortunatamente erano insieme a lui in quel momento. A denunciare l'episodio è il sindacato di base SGB, che già da tempo ha denunciato quelle che ritiene delle violazioni di legge da parte della cooperativa che svolge il lavoro di portineria a Castrette e alla sede di fabbrica a Catena, con il personale che oltre a lavorare molte ore svolgerebbe anche mansioni che non gli spettano e in condizioni giudicate dal sindacato a rischio. Da qui l'invito a Spisa, l'Ispettorato del Lavoro e INAL a intervenire. A Oderzo sono in arrivo i finanziamenti necessari per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico di 2 plessi scolastici, un intervento atteso da anni. Sentiamo. Obiettivo raggiunto per la Giunta Comunale di Oderzo. Come promesso in campagna elettorale, l'amministrazione ha acquisito con successo le risorse economiche per ristrutturare 2 scuole pubbliche, assicurando interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Il Comune ha ottenuto fondi per 7 milioni di euro che verranno utilizzati in parte per la scuola primaria Parise, che verrà totalmente demolita e ricostruita, con esclusione della palestra recentemente realizzata. Inoltre verrà ricostruito un intero blocco della scuola media Malteo, secondo i nuovi e moderni standard costruttivi, nell'attesa della futura realizzazione del Pallasport a Malteo, i cui lavori saranno avviati nel 2019 con il completo rinnovamento dell'immobile. Il risultato di oggi è veramente soddisfacente perché ci permetterà di sistemare le scuole, diciamo, e ci darà da lavorare per i prossimi anni, nel senso che abbiamo portato a casa praticamente 7 milioni per sistemare, per rifare completamente la Parise e per rimettere a, diciamo, adeguamento sismico e anche efficientamento energetico di un blocco della Malteo,
quel blocco che ospita anche il liceo Scarpa. Un importante risultato. Il risultato è notevole perché ci permette di migliorare, di adeguare e di dare garanzia dal punto di vista statico a 2 importanti edifici scolastici del Comune di Oderzo. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. A chiamare Antena 3 una signora di Oderzo preoccupata per la sorte dei platani lungo il Monticano. Sentiamo. Noi proviamo un grande dolore perché sappiate che sotto quegli alberi là sono passate tante generazioni. Una telespettatrice che vuole rimanere anonima ha chiamato la nostra emittente Centro di Oderzo. I platani che si affacciano sul Monticano stanno soffrendo, il comune sostiene di starli monitorando, i cittadini, soprattutto gli anziani, non vogliono perderli. Da mesi i cittadini di Oderzo stanno guardando con molto dolore quei nostri antichi platani, quelli di Piazza Castello, che si affacciano nel Monticano, con grande dolore e dispiacere, che sembrano che stia per morire. Cortesemente chiediamo all'amministrazione comunale se si sono interessati con persone competenti, se è malato o cosa che è successo, perché non possiamo perdere alberi già presenti nel 1910, come documenta la fotografia, che è un vero patrimonio di verde e paesaggistico. Un patrimonio da oltre un secolo, documentato dalle fotografie, raccontato dagli scrittori, ritratto dai pittori, dice questa signora, che deve rimanere vivo, visibile a chi attraversa la piazza. Da qui l'appello accorato all'amministrazione di Oderzo perché faccia tutto il possibile per salvare queste piante. Dicono cosa sia successo effettivamente e se si possono curare, perché non si può perdere un patrimonio a livello ambientale e paesaggistico, magari senza metterci il cuore e anche l'anima e l'interesse per la città. Se si possono salvare, che intervengano con medicine, con, non so, antiparassitari, qualche cosa. Noi chiediamo cortesemente, ma con tutto il cuore, perché è questione di amore della nostra città, è un esempio della nostra città, se possono fare qualcosa per salvarli. Non si può lasciarli morire così assolutamente, perché Oderzo senza quegli alberi non è più Oderzo. Tra 6 settimane a Treviso la sfida più golosa dell'anno, la Tiramisù World Cup, che sarà accompagnata da tutta una serie di iniziative sia per i concorrenti che per i turisti. Vediamo. No, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? È forse il dolce italiano più famoso al mondo e da ogni paese arriveranno qui concorrenti che si cimenteranno nella Tiramisù World Cup, dal Canada al Brasile, dal Marocco e da molti altri paesi europei come Polonia, Austria e Francia. Mancano solamente 6 settimane alla sfida più golosa dell'anno. 600 concorrenti sono pronti ad arrivare a Treviso e nelle colline del Prosecco fra Conegliano, Pieve di Soligo e Valdobbiadene dal 1° al 4 novembre e per loro ad attenderli ci saranno delle importanti novità. Ecco allora che per far conoscere le iniziative è nata una sezione dedicata nel sito www.tiramisuworldcup.com denominata Experience. Dalla sezione sarà inoltre possibile ottenere la Tiramisù Card. Un carnet che dà la possibilità di avere delle convenzioni specifiche con bar, pasticcerie, ma anche con attività produttive. Un'ultima grande novità è poi la Tiramisù World Cup Extra, un set di eventi culturali che permetteranno di vedere Treviso in maniera diversa, non solo sotto l'aspetto gastronomico ma anche culturale. Quindi la grande novità è che la Tiramisù World Cup si fa extra e stiamo studiando un palinsesto di avvenimenti culturali che vanno da un convegno che si chiamerà Le storie del tiramisù, dove appunto verranno raccontate le storie che riguardano quella la genesi e anche divertente di questo dolce, e un momento musicale molto importante. La cantata del caffè di Bach, che è uno dei pochi componimenti laici che lui ha scritto, eseguita con l'intervento di 2 attori che hanno lo scopo di tradurre in italiano il testo in tedesco, che è molto divertente. L'ingresso è libero con la possibilità di portare un'offerta libera per diversi progetti di beneficenza che ci sono.
Il grande calcio torna su Antenna 3 anche questa sera con la Champions League. Qui studio a voi Stadio, coinvolgente appuntamento di informazione sportiva, torna dunque in prima serata su Antenna 3 dopo 20:10, l'edizione flash del TG del Veneto. Il miglior calcio europeo torna in TV con i commenti delle partite, le emozioni, l'entusiasmo dei tifosi, le polemiche immancabili. In studio ospiti con cronaca e commenti dei più importanti avvenimenti calcistici della settimana, un appuntamento che ci accompagnerà quindi ogni martedì e mercoledì per tutta la stagione. E tra pochissimo torna anche 20:10, ospite questa sera di Ferdinando Avarino Gian Lorenzo Marinese, presidente della società che si occupa dell'accoglienza dei migranti anche all'ex caserma Serena di Treviso. Grazie per essere stati con noi, vi lascio al meteo con le previsioni del tempo. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo, giornata ampiamente soleggiata quella odierna grazie a una pressione atmosferica in deciso aumento, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, senza particolari disturbi da segnalare. Farà ancora abbastanza caldo su tutta la regione. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste. Le minime saranno comprese tra 16 e 19 gradi. I valori massimi saranno invece oscillanti tra 27 e 31 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Bel tempo con tanto sole anche su questa regione, con qualche nube in più a carattere sparso nel pomeriggio sul Triestino, ma senza ulteriori conseguenze. Andiamo a vedere anche le temperature previste in aumento. Le minime saranno comprese tra 17 e 19 gradi. Le temperature massime invece oscilleranno tra 29 e 31 gradi. Vediamo infine anche la situazione del Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento su tutti i settori con cielo sereno o al massimo velato. Non sono previsti fenomeni. Diamo uno sguardo alle temperature previste. Le minime risulteranno comprese tra i 15 e i 16 gradi. Le massime invece saranno oscillanti tra i 29 e i 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.